Benedica a tutti! Oggi tagliamo un traguardo storico, questa infatti è l'edizione numero 100 di Supermondi. La nostra testata giornalistica nasce con l'intento di diffondere l'uso della lingua siciliana ante i mezzi pubblici, secondo le direttive del Trattato europeo. Carta europea delle lingue regionali o minoritarie. Vediamo il suo servizio di Fonsogenchi ciò che è il suo trattato. European Charter for Regional or Minority Languages è chi solo il titolo dello trattato europeo che impegna gli Stati dell'Unione che lo firmarono a promuovere le proprie lingue regionali o minoritari. Lo trattato nasce per una banna per salvare e sviluppare il patrimonio linguistico e culturale europeo e per l'altra banna per rispettare il diritto della gente a usare la propria lingua regionale in tale vita privata e pubblica. Firmandolo, gli Stati si impegnano a emanare leggi per insegnare le lingue regionali in tali scuole, per usarle in tali mezzi di comunicazione, per permettere l'uso magari in tali tribunali e per tante altre cose che servono per promuovere queste lingue. Ogni paese ha la libertà di scegliere le maniere che giudica più adatte per questa promozione. Era il 7 di ottobre del 1981 quando l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa adottò la raccomandazione numero 928 per promuovere l'uso nella vita pubblica delle lingue minoritarie. Dal 1984 si è cominciato a lavorare allo testo di questo trattato e uno degli autori della prima minuta del 1988 fu l'italiano Piero Ardizzone. Il 5 di novembre del 1992 il Comitato dei Ministri adottò la minuta definitiva e gli Stati membri dell'Unione pottero cominciare a firmarla. L'Italia tardò un tanticchietto a chiossai, era il 27 di giugno del 2000 quando finalmente firmò Poroidda. Ma una cosa è firmare il trattato, un'altra cosa è ratificarlo, ovvero sia metterlo in pratica con una legge nazionale, che quasi tutti gli Stati fecero picca tempo dopo di aver firmato lo trattato. Sino a oggi sono solo 3 gli Stati europei importanti che, pur avendo firmato lo trattato, non l'hanno ancora ratificato. La Russia, la Francia è proprio l'Italia. Difatti, durante il governo Monti si aveva scritto una minuta di decreto per la ratifica, ma con la caduta di questo governo non arrivò a approvarsi in Parlamento. E per fortuna, perché si voleva fare passare per ratifica una vecchia legge, la 492 del 99, che non c'entra niente, già esistente e precedente alla firma dello trattato, per mezzo della quale si tutelano invece le lingue straniere parlate in Italia e solo 3 lingue regionali. Non sappiamo quanto tempo aveva a passare ancora per rendere effettivo questo trattato in Italia. La fobia tutta italiana contro le lingue regionali, con disprezzo chiamate solo dialetti, potesse portare presto alla perdita di parti del patrimonio linguistico che appartiene a tutta l'umanità, da una nazione che presenta per com'ora uno dei più alti indici di diversità linguistica, che significa ricchezza e varietà culturali. Mentre in tutta l'Europa, dalla Catalogna ai Paesi Baschi, dalla Frisia alla Corsica, dalla Bretagna allo Galles, eccetera, i governi emanano leggi per tutelare e promuovere le proprie lingue regionali, che in Italia arrestiamo un arrere e non facciamo niente di niente. Giornata di protesta in tutta Italia. La gente è stanca di pagare sempre più tasse e diventare sempre più povera. Comincia a farsi sentire lo malcontento verso l'Unione Europea e la BCE. Lunedì 9 di dicembre partì da tutta l'Italia la protesta del cosiddetto Movimento di Forcuna. Per essere più precisi, le Forcuna sono solamente uno dei gruppi che partecipano alla protesta. Altri movimenti, per esempio, sono chi accucchiati in tale coordinamento 9 dicembre e magari un poco di liberi cittadini. Ci furono manifestazioni da tutte le principali città come Torino, Roma, Napoli e naturalmente Palermo, onde però la protesta si fece come un presidio per informare i cittadini. Uno dei problemi, soprattutto in tale nord, furono gli infiltrati,
cioè una poco di cristiani violenti che si infilano in mezzo ai cittadini pacifici per fare danni e violenze. I manifestatura però ne pigliarono le distanze immediatamente. Tutti i principali mezzi di informazione dettero importanza alle manifestazioni, ma pochissimi spiegarono precisamente le ragioni della protesta, limitandosi a parlare dello scontento per le troppe tasse e la mancanza di travaglio. In realtà spesso le ragioni sono più profonde. Le fortune siciliane, per esempio, si lamentano delle politiche dell'Europa e dell'euro, mentre gli autotrasportatori domandano aiuti per l'autoprezzo del carburante. Per quel dia ci fu la manifestazione a Roma, ma il leader Mariano Ferro e altri gruppi non c'erano perché si scantarono degli infiltrati violenti che potevano fare scanciare le fortuna per i violenti. 6 sostanze presenti tra gli elementi naturali, se pigliate insieme, la possono sconfiggere il cancro allo petto. Ascoltiamo un servizio di Claudia Blesi. Che un corretto stile di vita e una sana forma di alimentare si potessero giocare in parti fondamentali per la prevenzione di cancro, lo sappiamo già. Ma ora arrivava magari la conferma ufficiale di parte della rivista The Journal of Cancer, pubblicata nel mese di novembre passato, ma divulgata solamente di picca giorna in Italia, ogni si fa l'elenco di 6 sostanze naturali presenti in alimenti e spezie che aiunciuti fossero in grado di ammazzare le cellule cancerogene del tumore o petto. A conoscere questo studio fu il professore e ricercatore di ostetricia e ginecologia Madhu Rai, che ha individuato le 6 sostanze presenti in alimenti comuni. Le sostanze in questione sono isoflavonoidi della soia, curcumina della curcuma presenti magari in talucherri, indolo C-carbonolo di cruciferi, cavolo, rapa, vroccolo, sinapa, ramurazza, rucola. Ficocianina C di la spirulina, simile all'arcazzola, si trova in tali erboresterii, resveratrolu di laracina e quercitina, presenti in talaracina rossa, cipulla rossa, tè virdi, murtidda, propoli, pumu, accia. Le 6 sostanze fossero inefficaci se pigliati un'unica per conto d'idda, ma se somministrati tutti insieme sono in grado di uccidere il 100% di cellule cancerogene senza effetti secondari. Scoperta questa che potesse portare a sviluppare cure meno veementi di chi di attuali. Chiudiamo questa puntata con le nostre auguri di buone feste natalizie e felice anno nuovo, ascoltando insieme l'ultima strofa di una tradizionale canzone siciliana di Natale.